Antonio Conte, artista che di anno in anno ci informa della sua attività mail artistica. Questa è l'operazione di quest'anno e all'interno c'è il suo progetto mail artistico Missione di Pace, ed è un progetto double, a due facce, a due volti, missione di pace, che si rivela essere missione di guerra, con un segno street artistico. La bandiera della pace è rivelata nella sua essenza di propaganda politica. La missione di pace si rivela essere una missione di guerra, è una macchia anche di nero petrolio, una macchia di nero petrolio sulla bandiera della pace, ed un soldato che si muove armato. Fronte retro che mostra due facce della stessa medaglia, da un lato quella degli attivisti della pace, dall'altro quelli che strumentalizzano gli attivisti della pace e che usano la parola pace per giustificare le loro missioni di guerra, che altro non sono che conquista di bacini petroliferi. Napoli è una piazza dal punto di vista artistico molto politicizzata, artista che a Napoli non è un attivista e non è un artivista, vive una dimensione protetta e non riconosciuto completamente ed interamente dalla comunità. Ma Antonio Conte ci invia anche uno scritto a cura di Gianni Nappa, dove il curatore critico Gianni Nappa lo presenta. Il suo linguaggio pittorico, quello di Antonio Conte, mostra tangenze con i padri della pop art. Il segno espressionista e lo spirito d'Ada, che lo porta spesso a elaborare giochi di parole ed a cercare contaminazioni con altre discipline artistiche, per esempio molti titoli delle sue opere richiamano testi di canzoni o film. I supporti delle sue opere pittoriche variano dai più tradizionali come la tela e la tavola, e meno usuali come i giornali, la carta da pacchi e negli ultimi anni materiale pubblicitario, come locandine, poster, manifesti recuperati dalla strada. E questo il caso. Come più volte ha dichiarato l'artista, tutto quello che produco nasce da una serie di coincidenze. Come una spugna assorbo quello che mi circonda, quello che mi circonda diventa superficie di partenza per la mia pittura. Quello che mi circonda diventa opera di partenza per la mia pittura. Antonio Conte.